Venezia la possono salvare solo i veneziani. Ne sono convinti i militanti del gruppo 25 aprile, che hanno passato gli ultimi mesi a raccogliere sestiere per sestiere le idee di chi ancora non si è arreso a un futuro da esiliato in terraferma. Dall'Adi all'Oggi alla V di Venezia queste proposte sono diventate un abbecedario presentato nel pomeriggio a una follatissima assemblea all'Ateneo Veneto. L'obiettivo è scongiurare, tra le altre cose, l'inserimento della città tra i siti in pericolo da parte dell'UNESCO. Credo che la scadenza UNESCO vada utilizzata per quello che è una leva supplementare per chiedere con forza le cose che in realtà noi chiediamo già da tanti anni. Noi, Veneziacom e tutte le realtà associative veneziane si battono da anni. In cima alla lista la possibilità di avere una casa anche per chi non è ricco. La cosa straordinaria della risoluzione UNESCO del 14 luglio 2016 è che per la prima volta l'UNESCO, cioè un organismo internazionale, chiede il blocco dei cambi di destinazione d'uso. Chiede al sindaco e alle autorità italiane di ritrovare un punto di equilibrio fra turismo e residenzialità, perché una città vuota non sarebbe più una civiltà anfibia, sarebbe soltanto un cumulo di pietre. Noi siamo patrimonio UNESCO non soltanto per le pietre che ci circondano, ma anche per la civiltà unica al mondo che rappresentiamo, di persone che vivono a contatto con l'acqua. Richieste semplici di chi vuole solo poter continuare a vivere a casa propria e magari farci nascere i propri figli. Non toglieteci il punto nascite perché è tra l'altro un reparto nuovissimo e Venezia ha una sua specificità. Il reparto è nuovo, è molto seguito, molto curato, noi vogliamo continuare a poter far nascere i nostri figli a Venezia. Penso che basterebbe avere delle piccole cose per far sì che la città non diventi un Luna Park. Io propongo, che è una cosa che ho fatto per tanti anni e ci credo, che vengano ripristinati i mercatini dell'antiquariato che si chiamavano Mercatini dei Miracoli.